Un incidente dietro l'altro sulle strade del Veneziano, l'ultimo nella notte tra venerdì e sabato al confine tra il comune padovano di Borgoricco e Santa Maria di Sala. Due auto si sono scontrate poco prima delle 3, finendo nel fossato a lato strada. Nell'impatto ha perso la vita un 29enne rumeno residente a Villa del Conte, sempre nel Padovano, e un 60enne di Borgoricco è rimasto gravemente ferito. Sul posto i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco con 12 operatori e 3 mezzi. Hanno messo in sicurezza le auto ed estratto i 2 conducenti, ma per il 29enne ormai non c'era più nulla da fare. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 6 del mattino. Altra vittima della strada, Giampaolo Presotto, il 64enne di Biverone, che si è spento all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove era stato trasportato giovedì dopo l'incidente con lo scooter avvenuto nella frazione di San Stino, dove risiedeva e c'era il suo negozio di ferramenta. L'impatto proprio a poche centinaia di metri dalla sua attività, contro l'auto condotta da un 35enne del posto. Presotto è stato sbalzato via dal mezzo che conduceva, finendo sul lato della strada. I primi soccorsi da un volontario della Croce Bianca di San Stino, poi il trasporto in elicottero all'ospedale, fino al tragico epilogo di venerdì. A dare l'annuncio della scomparsa la moglie e i figli, attorno a cui si è stretta la comunità di Biverone, che conosceva bene Giampaolo, stimato e noto come un grande lavoratore.